Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro, oggi in studio a International Radio Paola Garben, pedagogista. Paola Garben, ciao Paola. Ciao. Come stai innanzitutto? Bene, grazie. Che cos'è una pedagogista? Per spiegarlo ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, visto che tanti di questi sono mamme, nonne che hanno dei figli, dei nipoti che studiano chiaramente. Il pedagogista si occupa di processi educativi e formativi. Progetta, coordina e valuta interventi educativi. E noi pedagogisti interveniamo anche sulla metodologia dello studio, sulla sua organizzazione, sulla gestione, anche dei processi emotivi che sono collegati allo studio. E io progetto piani di intervento personalizzati proprio per aiutare gli studenti a capire come apprendono. Quindi non è un semplice aiutare a fare i compiti, ma è proprio una diversificazione di quella che è insegnare la matematica piuttosto che l'italiano, piuttosto che l'inglese, e quindi c'è una metodologia. Cosa segue? Questa metodologia su cosa si fonda? Chiaramente sono aspetti scientifici accademici? Sì, c'è dietro tanto studio accademico e poi il rigore degli obiettivi, cioè ad esempio l'obiettivo di individuare un metodo di studio che sia efficace per ritrovare la motivazione, l'autonomia, la sicurezza, aiutando ogni studente a sviluppare le proprie potenzialità. E di qui si va a personalizzare l'apprendimento, quindi adattare la mia spiegazione allo stile cognitivo di ogni alunno, rispettandone i tempi e le specifiche necessità. Quindi diciamo una figura professionale indicata e appropriata per quei ragazzi che, dico perché ce ne sono tanti che hanno problemi di dislessia, piuttosto che queste criticità di apprendimento, chiamiamole così. E quindi tu praticamente hai questa metodologia che va adattata e personalizzata allo stile di apprendimento esatto di ogni studente. Quindi stiamo parlando dalle elementari alle medie, superiori fino agli universitari per la preparazione degli esami. Ok, questo che cosa migliora rispetto a un insegnamento normale che hanno i ragazzi a scuola? Beh, intanto la mia metodologia e il fatto di rappresentare un supporto multidisciplinare, quindi un unico punto di riferimento e per trovare appunto supporto per materie complesse e interconnesse, e poi l'adattabilità, adattare appunto il mio insegnamento alle caratteristiche dello studente, la personalizzazione. Sì, era per fare entrare un po' più sul pratico, no? Sì. E praticamente grazie a una metodologia ottimizzata, concedimi il termine, in un'ora lo studente, qualunque esse, sì, ci vuole tempo in percorso. Sì, ma in un'ora diciamo il lavoro che fai fai con il ragazzo è di qualità, di conseguenza è come se fossero 2 ore. Si può fare questo paragone? Beh, per tutto ci vuole tempo, ci vogliono i tempi giusti in base anche allo studente, e chiaramente in un'ora lo studente fa tempo a dirmi cosa non ha capito e nell'altra ora poi magari andiamo ad approfondire la materia. Dipende dallo studente, dipende dalla materia che si sta trattando, insomma. Dipende dalla materia, il tempo è in secondo piano. Importante che lo studente mi dica quali sono le sue difficoltà, quali argomenti vuole approfondire, e da lì poi partiamo, però prima ci deve essere sempre un confronto. Quindi non è un semplice aiuto ai compiti, come si potrebbe definire? No, per farlo capire un po' al nonnino che ci sta ascoltando. È un supporto specializzato, quindi si tratta di stabilire degli obiettivi educativi, degli obiettivi formativi, e tutto questo con una metodologia che deriva da studi accademici. Certo. E per arrivare ad essere pedagogista, che cosa hai fatto? Mi sono laureata. Che studi hai fatto? Ho frequentato altri corsi, adesso lavoro all'Università di Padova e mi formo e sì. Continui ad aggiornarti praticamente? Sì, continuo ad aggiornarmi, certo. Quindi oltre ad avere lo studio pedagogico appunto di cui si parlava a Portoviro, parallelamente continui a lavorare all'università, e
poi che altro fai di bello nella vita? La ricerca, le passioni sono la ricerca, le pubblicazioni scientifiche. Ho fatto tanti anni di ricerca sulla tematica della sociologia dei disastri, su come le persone reagiscono ai disastri, con particolare riferimento alla tematica Vaillant. Certo, non è cosa da poco quando si parla di Vaillant. Nello specifico, che aspetto hai toccato di quella che è stata una tragedia annunciata, perché di questo stiamo parlando? Ho toccato l'aspetto umano, per cui ho intervistato le persone sopravvissute, superstiti, il sindaco di Longarone, e nel corso degli anni poi, come se fossero i miei nonni, persone sopravvissute, abbiamo creato un legame con in tante occasioni modo di dire. Ma questa cosa ho saputo, mi diceva un uccellino, che vorresti continuare a portare avanti attraverso la creazione di uno strumento che possa aiutare in qualche maniera, diciamo, la comunità di Longarone? Sì, e si potrebbero realizzare altri progetti, educativi, pedagogici, sempre con il comune di Longarone, con le persone sopravvissute, con le scuole, come ho già fatto, e c'è piena disponibilità anche da parte delle persone sopravvissute di collaborare e portare avanti dei progetti. Sì, certo. Ok, allora non diciamo che hai fatto un piccolo libro, che l'hai consegnato durante la partita di calcio nazionale cantanti, no? Che si è svolta a Chioggia, non lo diciamo, ma intanto l'abbiamo già detto. Non diciamo altre cose che hai fatto, ma ritorniamo ai ragazzi. Uno dei motivi per i quali una famiglia dovrebbe portare suo figlio a imparare una materia da te? Bella domanda. Sì. Per la metodologia e la preparazione che c'è dietro, per gli anni di studio, e anche perché io stessa sono stata una studentessa, quindi prima di preparare un argomento per uno studente mi metto io stessa nei panni della Paola da giovane che studiava, quindi mi interrogo su quali possono essere le eventuali difficoltà che uno studente può trovare in un esercizio. Mi interrogo su cosa io do per scontato, ma in realtà per uno studente è importante sapere, ma questo vale per qualsiasi materia, dalla matematica alla storia, alla geografia, alla grammatica. Quindi sì, preparazione accademica e esperienza mia di studentessa, e poi perché io mi sento proprio pedagogista. Io non faccio la pedagogista, io sono una pedagogista. Io sono contenta di aver fatto gli studi all'Università di Padova e di aver intrapreso questo percorso professionale. Mi sento proprio pedagogista, non mi vedrei in nessun altro panno. E quindi insomma hai studiato per quello che ti sentivi portata di fare, e adesso insomma si è avverato un sogno di fatto. Sì. Un sogno che stai portando avanti aiutando i ragazzini. Ma per fare un esempio concreto, un ragazzino che insomma sempre di un buon numero importante, insomma, sono dislessici, ci fai un esempio su cosa basi la tua metodologia? Allora, sullo studente BES DSA è un piano personalizzato, quindi basa le sue caratteristiche che sono uniche per ogni studente. Poi metodologie, può essere un cooperative learning, ad esempio apprendimento cooperativo, che insegna agli studenti ad accogliere i punti di vista altrui, a rispettare i ruoli, i tempi, quindi sì, ce ne sono tante. Poi in base al gruppo di studenti io scelgo la metodologia più piatta, però ecco, una metodologia molto utilizzata è proprio questa qua del cooperative learning, ma anche della peer-to-peer, quindi dell'aiuto tra coetanei della stessa età. Ce ne sono veramente tante. Certo, quindi comunque è una cosa importante, visto che tutti i ragazzini vanno a scuola, dell'obbligo di conseguenza chi ce la fa da solo, ma chi invece ha criticità ha bisogno anche di un supporto in più, diciamo, no? Che se viene fatta a casa si fa nel classico metodo, concedimi i termini. Se invece segue una metodologia appropriata, ovvero accademica, riesce a capire, diciamo, le cose con una metodologia più efficace. E questo che intendevo prima, cioè invece di mettersi 2 ore da solo, se ne mette una intesa, parametro, insomma, grossolano, in questa maniera, insomma. Detto questo, a chi ci sta ascoltando, alle famiglie che ci stanno ascoltando, un tuo consiglio? Ascoltate i vostri figli. Ogni persona è unica ed irripetibile, ha il proprio metodo, e
Io mi ricordo che mia mamma mi diceva: mia figlia studia a voce A. Sì, a me piace questo metodo e io uso questo metodo. Quindi non magari preoccupatevi se è un metodo di studio che può sembrare particolare, magari studiare per 10 minuti e poi fare una pausa altrettanto consistente. No, per me è come masticare, ogni persona ha il suo metodo quando mastica e funziona, e anche il metodo di studio funziona. Hai detto tante volte metodologia, metodo, questo sicuramente i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici l'hanno imparato, insomma. Beh, dopo tanti anni di ricerca, metodologia è proprio viene spontaneo. Un mantra praticamente, il tuo mantra. Benissimo, per rintracciarti, chi ci sta ascoltando, chi avesse bisogno insomma di un supporto, di consigli e quant'altro, c'è un'email, che riferimento puoi dare ai nostri radioascoltatori? C'è la mia mail e c'è la pagina sì, cioè studio.sagarbin@gmail.com e poi su Facebook lo metteremo in didascalia perché non si è capito dalla pronuncia che hai detto proprio così, insomma, in maniera incisiva. Va bene, Paola, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per la tua professione. E insomma, chi avesse bisogno, nel senso buono, di un aiuto per i compiti, chiamiamola così in maniera molto spiccia, può rintracciarti insomma con i tuoi riferimenti e anche attraverso International Radio, corretto, no? E quindi auguro a te, Paola, e ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici una buona giornata. Grazie.